Festeggiati ieri ad Agrigento gli 80 anni della Repubblica Italiana, consegnate le onorificenze di Cavaliere della Repubblica. Aperto un nuovo sportello AICA per i cittadini a Raffadali. Si è svolta a Santo Stefano Quisquina la Sagra del Formaggio, grande la partecipazione di pubblico. Scosse di terremoto in Sicilia a magnitudo 3.9, l'epicentro nelle Isole Eolie. Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria delle strade del libero Consorzio Comunale di Agrigento. Grande festa in città per la promozione in eccellenza dell'Agragas, che vince la partita dei playoff contro il Valderice per 1-0 con rete di Fragapane. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, mercoledì 3 giugno, festeggiati ieri 2 giugno, gli 80 anni della festa della Repubblica con 3 momenti diversi, la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti, quindi in piazza Vittorio Emanuele la cerimonia solenne con la presenza del picchetto interforze e gli onori della bandiera. Poi all'interno del Palazzo del Governo la consegna delle onorificenze di Cavaliere della Repubblica. L'evento è stato presentato dalla nostra Margherita Trupiano, il servizio. Si sono svolte ieri ad Agrigento le manifestazioni relative alla festa del 2 giugno della Repubblica che ieri ha festeggiato i suoi 80 anni. La prima manifestazione si è tenuta a Villa Bonfiglio, dove alla presenza delle più alte cariche istituzionali è stata deposta una corona d'alloro al monumento ai caduti, quindi in piazza Vittorio Emanuele la cerimonia solenne con la presenza del picchetto interforze, gli onori alla bandiera, quindi la lettura dei messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica e del prefetto Caccamo. Sì, 80 anni della Repubblica, dicevo poc'anzi, sono un percorso dico, molto importante. Oggi è una data fondamentale per la nostra amata Repubblica, però è una Repubblica che io ritengo che mantenga la sua giovinezza. E la giovinezza la determiniamo noi cittadini giornalmente, lo determinano i cittadini con la partecipazione attiva alla cittadinanza democratica, quindi questo sta a contrassegnare la fondamentale importanza di questo momento degli 80 anni della Repubblica. E poi ecco, ricordiamo Repubblica che nasce con il voto alle donne, col suffragio universale. Quindi questo ancora di più oggi che noi andiamo anche sempre di più a coltivare l'idea ecco, di una partecipazione attiva del territorio anche nei confronti della tutela delle donne. Ricordo io ultimamente un protocollo sottoscritto in prefettura contro la violenza di genere, quindi questo afferma ancora di più l'importanza del ruolo femminile nella nostra società. Verranno date anche delle onorificenze? Sì, verranno consegnate le onorificenze come ogni anno, quindi il Presidente della Repubblica ha ritenuto ecco, di premiare i nostri cittadini agrigentini, quindi anche quest'anno verranno consegnate a coloro che si sono distinti nel loro percorso di vita, non tanto professionale ma proprio di vita, perché il Presidente della Repubblica attribuisce le benemerenze proprio a coloro che si sono spesi per la società e quindi questo ci fa onore perché abbiamo oggi 12 onorificenze da consegnare. L'evento si è poi spostato all'interno del Palazzo del Governo, dove si è svolta una cerimonia impreziosita dalla voce degli studenti di 5 istituti provinciali, il Gallo Sciace, il Politi, l'Empedoclo, il Leonardo, l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, che hanno letto testimonianze storiche recuperate attraverso il progetto dell'Archivio di Stato di Agrigento intitolato Ogni banco ha la sua storia, sui loro passi il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica. In realtà si conclude in questa cerimonia così importante e significativa per la storia del nostro paese questo progetto che è iniziato nel novembre del 2025, un progetto in 8 tappe che ha coinvolto 5 istituti della città di Agrigento, 14 classi e un'associazione studentesca, l'associazione Virago del liceo scientifico. 8 tappe per ricordare quelli che sono stati i momenti più significativi
motivi che hanno portato poi alle riflessioni che oggi ci portano qui a festeggiare, a celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica. Un altro momento di incontro che condividiamo con le massime istituzioni della provincia e soprattutto con gli istituti scolastici che hanno partecipato insieme all'Archivio di Stato di Agrigento. Spazio poi all'arte e alla musica con l'intervento di Marco Savatteri che ha presentato Camicette Bianche, una performance tratta dal romanzo di Ester Rizzo. L'esibizione ha visto la partecipazione della banda dell'orchestra del Liceo Classico Musicale Empedocle insieme agli studenti dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara e dell'Istituto Galileo Galilei di Canicattì. Infine sono state consegnate le prestigiose onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È una delle onorificenze più importanti della Repubblica, conferite direttamente dal Presidente della Repubblica. È stato attribuito al primo dirigente della Polizia di Stato, Cesare Castelli, responsabile della divisione Pasi della Questura di Agrigento. È un grande onore che il Presidente della Repubblica abbia pensato a me e a tanti altri ovviamente in questo momento con questa onorificenza che mi inorgoglisce e sono veramente ho grande fiducia che possa darmi ancora più stimolo per il mio lavoro. Concessa anche l'onorificenza di cavalieri a quanto si sono distinti per merito verso la nazione, ossia cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, al vicequestore aggiunto Francesco San Martino, attualmente alla guida del commissario frontiera di Porto Empedocle, al luogotenente Gaetano Bizzini, al luogotenente Vito Casamassima, al luogotenente Andrea D'Agostino e poi ancora il titolo di cavaliere concesso a Vito Fiorino, Totò Cacciatore, Giuseppe Montana, Vincenzo Patti, Roberto Principato, Angela Vita e Antonino Volpe. All'evento hanno partecipato numerosi sindaci della provincia. Allora sì, un grande onore partecipare all'80° anniversario della festa della Repubblica Italiana nel lontano 2 giugno 1946. Entriamo a far parte di questa meravigliosa Repubblica Italiana, lasciando la monarchia e sono veramente onorato di essere insignito oggi in questa data, in questo 80° anniversario. Ringrazio tutti per aver creduto alla mia professione e cerchiamo di rappresentare l'Italia in tutto il mondo. È la prima festa della Repubblica, il 2 giugno, oggi sono contentissima di partecipare a questa manifestazione. Stavo pensando che solo 7 giorni fa sono stata eletta sindaco della mia comunità, della comunità di Raffadali, e oggi trovarmi qui è veramente un'emozione grandissima per me. Spero sia la prima esperienza di tantissime altre costruttive e di crescita per me e per la mia comunità. Sindaco, una bella affermazione a Casteltermini, il secondo mandato con grandi risultati, segno di un'accoglienza da parte della città alla sua persona, alla sua sindacatura. Oggi ha voluto essere presente qui alla festa della Repubblica. Sì. Ovviamente venire qua è un dovere per i sindaci della provincia di Agrigento e anche della Sicilia, d'Italia. Sono stato rivotato per la terza volta perché prima c'era stato un ricorso alla prima legislatura e mi ha fatto tanto piacere che i miei concittadini hanno capito che ho lavorato bene in questi anni e che continuerò in questo mandato a fare bene per il comune di Casteltermini. Sì, sono onorato di essere oggi qui a rappresentare la città di Agrigento. Il 2 giugno è una data importante, peraltro quest'anno sono 80 anni della nostra Repubblica. Il 2 giugno del 1946 ci fu un referendum istituzionale che sancì questa decisione, cioè l'addio alla monarchia e l'inizio della Repubblica. Ringrazio e saluto tutti i miei concittadini per il supporto che mi hanno dato in questi 5 anni. Rammarico, pentimento, qualcosa? No, rammarico no, pentimento forse potrò fare qualcosa in più, ma 5 anni sono troppo pochi. È stato inaugurato a Raffadali il nuovo sportello di AICA che sarà operativo 6 giorni la settimana per offrire un servizio più vicino e accessibile ai cittadini. È situato in via Porta Palermo. Le interviste.
Siamo soddisfatti di questa apertura, è il primo giorno di questa nuova iniziativa, di questa nuova avventura, è aperto il punto AICA a Raffadali in via Porta Palermo al Civico 1, è una grande soddisfazione perché adesso i cittadini raffadalesi avranno la possibilità di chiedere informazioni su tutto quello che riguarda il servizio AICA direttamente a Raffadali senza doversi spostare nella vicina Agrigento, e quindi è una grande soddisfazione per noi avere avuto questa possibilità. Ringraziamo infatti AICA. Il punto AICA sarà aperto 6 giorni su 7, è l'unico punto in provincia di Agrigento che ha tutti questi giorni d'apertura, quindi maggiore soddisfazione ancora. Sono cambiate diverse cose rispetto a come era in precedenza, la situazione degli autobottisti si è modificata anche perché adesso si è attivato un nuovo servizio che è collegato ad un ticket, tutti i raffadalesi che hanno bisogno del servizio devono iniziarlo, devono continuarlo, hanno delle problematiche, potranno riferirsi direttamente al punto di riferimento per avere tutte le informazioni che servono e che necessitano per proseguire il servizio nel migliore dei modi. Oggi siamo qui a Raffadali, siamo molto contenti dell'apertura di questo nuovo punto che ci servirà proprio per dare la corretta informazione e comunicazione a tutti gli utenti di questo importante territorio. Già ci sono altri punti che riguardano la provincia di Agrigento, questa è la nostra modalità operativa, vogliamo che in tutto il territorio insistano dei punti di supporto per tutti i cittadini e gli utenti che per qualsiasi richiesta, per i pagamenti, per le nuove attivazioni possano recarsi direttamente nella loro città e avere tutti i chiarimenti di cui hanno necessità. Questa è la volontà dell'azienda e la volontà di vedere un futuro diverso, un futuro più corretto, dove i cittadini riusciranno ad avere tutto quello che è l'informazione aziendale in tempi più celeri possibili. E da diversi anni Mariamico sostiene che la principale causa dei crolli che insistono nella collina del Caos ad Agrigento è determinata dal dissesto idrogeologico per la mancata regimentazione delle acque a monte e non dal mare. La dimostrazione che le cose siano veramente così, si legge in una nota di Mariamico, viene dimostrata dalle odierne immagini che vi stiamo facendo vedere, dopo aver speso milioni di euro per allontanare il mare dalla base della Falesia mediante la costruzione di diverse barriere frangiflutto. I crolli proseguono e nel frattempo la collina continua a scaricare acqua e creta nella spiaggia. E si è conclusa ad Agrigento la 10ª edizione del Master di Scrittura della Strada degli Scrittori, un traguardo importante per un'esperienza formativa che in questi anni si è affermata come uno dei più qualificati laboratori culturali del territorio agrigentino e siciliano, capace di coinvolgere studenti, professionisti della comunicazione, scrittori, fotografi, imprenditori e appassionati provenienti da diversi contesti. 10 anni di crescita per tutti coloro che vi hanno partecipato, ha commentato Felice Cavallaro, direttore del Master e ideatore della Strada degli Scrittori, che ascoltiamo in questa dichiarazione. 10 anni di Master e quest'anno le parole delle immagini. In tempi in cui con l'intelligenza artificiale l'immagine non solo può raccontare ciò che accade, ma può deformare la realtà stessa. Su tutto questo si sono interrogati tanti corsisti che hanno partecipato alle lezioni di Nadia Terranova, Piero Dorfles, Gaetano Savatteri, Costanza Di Quattro e tanti altri. Il tema di quest'anno ci porta da Minneapolis a Niscemi, come dice il titolo, Niscemi, un focus su questa città che è simbolo di una frana geologica ma anche di una frana politica. Su tutto questo abbiamo riflettuto anche con gli studenti premiati dalla Strada degli Scrittori e accolti per una settimana ad Agrigento. Con loro abbiamo cercato di capire qual è il futuro, quale immagine di futuro si vuole realizzare per Niscemi e l'intera Sicilia e forse il paese. E si è svolta domenica a Santo Stefano Quisquina la 24ª Sagra del Formaggio, che ha visto una grande partecipazione di pubblico all'evento. Noi abbiamo seguito la manifestazione. Santo Stefano di Quisquina, nel cuore dei Monti Sicani, è un territorio in cui natura, cultura e tradizione convivono in modo autentico, dando vita ad un patrimonio ricco di storia, di saperi, di identità.
È un borgo che conserva ancora oggi il legame profondo con le sue radici e in questo contesto si inserisce la sagra del formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi, uno degli appuntamenti più rappresentativi del nostro territorio, e noi lo scopriamo insieme. Ma dietro c'è tanta organizzazione, tanta promozione del territorio e fatemi dire tanto amore per il territorio. Non è soltanto diciamo un patrimonio della comunità di Sant'Ostefano Quisquina, ma dell'intero comprensorio dell'area dei Sicani. Questo è il vero senso del patto, diciamo, di collaborazione con il Museo dei Cinque Sensi di Sciacca. Proprio ieri abbiamo firmato la rete dei Cinque Sensi, che coinvolge da Sciacca passando per Ribera tutte le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Sono dei territori che vogliono uscire dalla marginalità che ci affligge per un disastro anche infrastrutturale, essendo consapevoli che abbiamo delle bellezze naturalistiche, ambientali che possono fare la differenza. Tra l'altro, girando un po' per gli stand, abbiamo visto che è un prodotto che si rinnova in base a un mercato che cambia, quindi fate anche uno sforzo per non rimanere attraverso le proprie radici per proiettarvi verso il futuro. Assolutamente, l'eccellenza è data dai nostri pascoli, dal nostro materiale umano, dalla nostra storia, dalle nostre tradizioni, diceva bene lei, dalle nostre radici. Ma i nostri pastori oggi hanno voluto, obiettivamente dare continuità anche a delle scelte commerciali che sono imposte dal mercato. Abbiamo per questo organizzato un corso specifico con l'ONAF, l'Organizzazione Nazionale Asseggiatore dei Formaggi. Abbiamo voluto premiare ieri due eccellenze, la pasticceria Scimone e il maestro pasticcere Mangione di Agrigento, come ambasciatori del gusto dei nostri prodotti tipici. Ecco, stiamo cercando di aggredire anche i mercati non solo regionali ma nazionali, anche qui avendo la certezza che delle nostre aziende hanno il top della qualità. Vorrei ricordare a me stesso che due aziende hanno vinto il miglior pecorino DOP della Sicilia. Direi un grande successo, anche quest'anno per la 24esima volta la Sagra del Formaggio diventa un appuntamento fondamentale per la nostra comunità. Sagra del formaggio, ma anche di tanti altri prodotti che sono di Sant'Ostefano ma che sono anche del nostro territorio. L'amministrazione comunale, il comune di Sant'Ostefano Quisquina ritiene che questo sia un appuntamento fondamentale per far emergere quello che si fa nel territorio, ma quello anche che le singole persone costruiscono nel nostro territorio. È un lavoro che va avanti nel corso di tutto l'anno, questa è una consacrazione finale, ma è davvero un coronamento di un lavoro corale che viene fatto dall'intera comunità. La ricotta trionfa anche in tante preparazioni che state offrendo al pubblico. Cosa? Sì, noi siamo legati molto al territorio, ovviamente non potevamo non mettere ricotta e formaggio ovviamente semistagionati e stagionati di Sant'Ostefano di Quisquina, quindi abbiamo legato molto il territorio, però essendo una scuola, io sono Parello Luigi, sono docente di enogastronomia e rappresento l'istituto di Bivona, quindi non potevamo esimerci di essere presenti e di promuovere quello che è il territorio. I nostri ragazzi hanno fatto un percorso didattico ed enogastronomico e poi con la degustazione finale, una performance oggi d'eccezione. Ovviamente abbiamo legato molte preparazioni salate e delle preparazioni dolci, ovviamente leghiamo il territorio, la tradizione e l'innovazione, come vedete sono tutti in chiave finger food. È un evento che anno dopo anno celebra le eccellenze agroalimentari locali e il lavoro di produttori e artigiani che con passione e dedizione mantengono vive le tecniche e le conoscenze legate alla tradizione casearia. Io sono Valente Longo Salvatore, stiamo facendo oggi la ricotta, la sagra della ricotta, dal produttore al consumatore. A 70 anni che io faccio questo mestiere. La ricotta di Sant'Ostefano è una delle migliori della Sicilia, perché? Una delle migliori perché abbiamo pascole buonissime, l'acqua e il territorio è proprio tutto buonissimo, sia la ricotta sia il grano, tutto buonissimo. Anche la verdura sono buonissime perché abbiamo le terre buonissime, l'acqua
ci sono delle sorgive, si può bere tranquillamente. Perfetto. Noi siamo per la storia e per rinnovare. E i giovani Ma i giovani cerchiamo di tramandare se vogliono prendere. Questo è il nostro. E risposte un pochettino non tanto buone. Cercano qualcuno. C'è mio figlio, ma siccome c'erano le pecore non si possono lasciare da sole. Però noi cerchiamo di tramandare per rinnovare la nostra tradizione. A Sciacca nasce la rete dei 5 sensi, serve a valorizzare il territorio, le sue tradizioni, ma i suoi sapori principalmente. Ce ne racconti qualcosa? Assolutamente sì, direi anche raccontiamo quelli che sono i 5 sensi. Si tratta di una rete territoriale che parte da Sciacca, ma può anche partire da Santo Stefano e coinvolge i seguenti comuni: Santo Stefano, Bivona, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Cianciana, Ribera e Sciacca. Ogni comune racconta, ogni territorio racconta il proprio prodotto agroalimentare come eccellenza e vogliamo incentivare quella che è la connessione, la cooperazione che è così tanto difficile appunto tra territori, e spiegando appunto, facendo capire come sia importante lavorare insieme per poter crescere in maniera sostenibile tutti quanti. Nome e cognome? Desiree Libassi, della cooperativa di comunità Identità e Bellezza. Si sono conclusi presso il Teatro Pirandello di Agrigento i lavori della 7ª edizione del convegno Ars Notaria e della 2ª edizione del convegno interordinistico Chiamata alle Arti, appuntamento che ha riunito rappresentanti del mondo notarile, forense, economico, tecnico, sanitario e accademico. Le interviste. Oggi un evento veramente importante, quello che riunisce in un'unica agorà, come io l'ho definita, almeno 6 ordini professionali ma anche accademici e magistrati che dialogano su temi trasversali. Un momento veramente significativo che fa capire come il sapere è interdisciplinare e deve essere patrimonio collettivo. Il convegno si è aperto con Alexio Magistralis dell'architetto Gwendalina Salimei che ha portato la sua esperienza a Roma della mostra sulla Costituzione, perché fra 2 giorni si celebra l'80° anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana. L'architetto ci ha portato la sua esperienza sulla mostra che appunto celebra la Costituzione italiana, ma celebra anche le donne, il voto delle donne e le madri costituenti, che insieme ai padri costituenti hanno veramente dato alla luce una Costituzione che ancora oggi mantiene la sua validità. Questo convegno tra l'altro tratta degli argomenti con i quali non solo il notariato ma tutte le professioni vogliono partecipare al dialogo collettivo, dando spunti, visioni, quindi si è trattato della rinunzia alla proprietà, un tema importantissimo che ci viene chiesto nei nostri studi, o la rinunzia alla comproprietà. Gli avvocati hanno trattato il tema delicatissimo insieme ai magistrati dei patti prenuptias, cioè dei patti prematrimoniali, concludendo che la magistratura poi che stabilisce i limiti o i contenuti di questi patti in questo momento, dopo aver firmato il protocollo tra il Consiglio Notarile di Agrigento e gli ordini degli ingegneri e gli architetti sulla opportunità di allegare agli atti notarili l'attestazione di regolarità urbanistica e catastale, si sta svolgendo una importantissima tavola rotonda sul tema della etica e della legalità nei lavori pubblici. Volevo comunque segnalare che, come è stato detto dall'ingegnere Oreto, che questa firma del protocollo tra i nostri ordini professionali è un unicum nel territorio nazionale, e noi ci auguriamo che dalla piccola Agrigento, piccola ma ricchissima di storia e di cultura millenaria Agrigento, possa propagarsi e trasmettersi una voce che porti a questi protocolli, a questa sinergia fra professioni apparentemente distanti ma che dialogano continuamente ogni giorno negli studi professionali. Etica e legalità sono principi fondamentali per garantire trasparenza negli affidamenti, il corretto uso delle risorse pubbliche e la concreta realizzazione di opere pubbliche utili per la collettività. Nel corso della tavola rotonda che è stata riservata a noi architetti abbiamo approfondito il tema dell'etica e legalità,
e in particolare del concorso di progettazione, uno strumento virtuoso da rilanciare per acquisire progetti di qualità con procedure trasparenti, aperte, coperte dall'anonimato e finalizzate ad acquisire le migliori idee per realizzare le nostre opere pubbliche. Così praticamente si rilancia il progetto quale atto pubblico etico in grado di garantire trasparenza, concorrenza e qualità. A Chiamata alle Arti anche quest'anno il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha aderito con grande entusiasmo all'invito del Collegio Notarile di Agrigento e Sciacca. Le due tavole rotonde che abbiamo organizzato proprio incrociandoci con la professionalità dei notai sono una relativa ai patti prematrimoniali, istituto molto utilizzato nei paesi anglosassoni e di common law, che verrà studiato dal punto di vista non soltanto dell'avvocatura ma anche dell'accademia, della magistratura e del notariato, per comprenderne anche l'utilizzo in Italia, un paese che in realtà è un paese di civil law, e una seconda tavola rotonda che invece avrà come tematica centrale quella della mediazione. E dunque anche in questo caso la professionalità di notai e avvocati si incroceranno su uno degli istituti che oggi è molto utilizzato con la finalità di deflazionare il contenzioso, e che poi vede al termine proprio della mediazione con esito positivo l'intervento del notaio, che poi ne validerà gli effetti e a cui si darà poi piena esecuzione. Noi affronteremo il tema dell'etica e della legalità nei lavori pubblici, intesa non solo come attività progettuale ma un'attività anche che si svolge durante l'esecuzione delle opere. E affrontiamo il tema dei lavori pubblici a 360 gradi con Rino Lamendola, che è il nostro vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, e con il dottor Renato Natale, che è stato già sindaco di Casal di Principe, dove il tema affrontato sulla legalità e sui lavori pubblici è stato il suo portabandiera, perché durante quel periodo in quel territorio è riuscito a realizzare tantissime opere nel rispetto delle leggi e delle normative. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato martedì 3 scosse di terremoto in Sicilia. Il primo evento sismico, il più intenso, ha raggiunto una magnitudo di 3,9. I sismografi dell'INGV hanno rilevato la scossa alle ore 5:51 al largo delle Isole Olie. L'ipocentro si è collocato a una profondità di 306 km. Successivamente 2 ulteriori scosse di terremoto hanno interessato la zona dello Stretto di Messina. Entrambi gli eventi hanno registrato una magnitudo 2,1. Il primo sisma si è verificato alle 6 del mattino, mentre il secondo alle 6:19. La profondità dell'ipocentro è stata rispettivamente di 31 e 30 km. La scossa più significativa, quella al largo delle Olie, che si è originata a una profondità considerevole. Inoltre la distanza dalla costa e la profondità elevata hanno contribuito fortunatamente a limitare gli effetti percepibili sulla terraferma. Al contrario, i 2 eventi nello Stretto di Messina hanno avuto ipocentri meno profondi, tuttavia la magnitudo ridotta non ha generato particolari preoccupazioni tra la popolazione. Inizieranno in tempi brevi i nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. È stato firmato il contratto di appalto relativo all'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona est, opere necessarie all'eliminazione delle condizioni di lungo pericolo, i vari tracciati determinati da frane e smottamenti. I lavori saranno effettuati entro 365 giorni, come si evince dal verbale di consegna dell'impresa di Barcellona Pozzo di Cotto, aggiudicataria dell'appalto, per un importo contrattuale di 1.957.000 euro più IVA.
Il piano degli interventi è stato finanziato sul progetto del Libero Consorzio con i fondi destinati ai liberi consorzi e città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo adesso a qualche notizia di cronaca. Incidente stradale nel tardo pomeriggio del 2 giugno lungo la strada statale 115 a Licata, nei pressi del bivio per il lido di Mollarella. Ci sono 5 feriti, tra cui un bambino. Per cause ancora in fase di accertamento, 2 automobili, una Maserati e una Lancia Y, si sono scontrate violentemente. A seguito dell'impatto, la Maserati è finita fuori dalla strada, terminando la sua corsa nel terrapieno adiacente. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e coinvolti prima di trasferirli al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso per le cure necessarie. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. La morte risale ad almeno 2 giorni fa. Il cadavere in evidente stato di decomposizione di un uomo di 60 anni di Agrigento è stato ritrovato all'interno di un'abitazione nei pressi della via Manzoni, nel quartiere del Campo Sportivo. I primi a giungere sul posto nel primo pomeriggio del 2 giugno sono stati gli operatori sanitari del 118 che, per farsi largo all'interno dell'immobile dove l'uomo viveva da solo, hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Ad aprire la porta, cercando di fare in fretta per prestare i soccorsi, è stato un parente della vittima. L'uomo di 62 anni è stato trovato privo di vita sul pavimento della camera da letto. Sul posto anche gli agenti della sezione volanti della questura che, come da procedura, hanno notiziato il sostituto procuratore di turno. È intervenuto anche il medico legale, il quale non ha riscontrato segni di morte violenta o di colluttazione. Passiamo adesso a un'ampia pagina sportiva. L'Akragas vince la partita dei playoff contro il Valderice giocata a Petralia e va in eccellenza. Ce ne parla Carmelo Lentini. Il difensore Michele Fragapane regala l'eccellenza all'Akragas a conclusione di una sfida molto tirata e in bilico sino al 90°. La vittoria è maturata sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Jama. Sin dalle prime battute si nota infatti l'intraprendenza akragantina che cerca di mettere sotto pressione la compagine trapanese. Il caldo si fa parecchio sentire e dopo una rassoiata forte al 4° minuto di Jama che lambisce il palo dell'attento portiere Javert ed una bella respinta di quest'ultimo in angolo, ecco arrivare il vantaggio dell'Akragas. L'arbitro assegna un angolo che il fantasista argentino indirizza al centro dell'area valderecina. Salta più in alto di tutto il difensore Michele Fragapane che insacca con destrezza di testa. Akragas in vantaggio e gara che si mette in salita per il Valderice. A fare da padrone è comunque la Calura e presto si deve fare ricorso al primo cooling break che ristora entrambe le squadre. Primo tempo che si conclude con il gigante in vantaggio. Il secondo tempo si presenta subito più combattuto, con il Valderice alla ricerca del pari e un Akragas che cambia tattica rispetto al primo e che adesso riparte in contropiede con Ter Lopez e lo sgusciante nuovo entrato Tripoli. Ed è proprio l'argentino a mancare il raddoppio al 62° con un tiro radente che sfiora il palo dell'attento Javert. E poi è la volta del Valderice che in 2 occasioni manca il pari, al 65° con Forcone di testa e al 69° con Di
di Pasquale. Non succederà più nulla sino alla fine e al triplice fischio finale la festa è tutta biancazzurra. L'Agregas ritorna dunque in eccellenza dopo un solo anno di purgatorio, ma dovrà onorare ancora la fase finale stagionale con le prossime sfide di Coppa Italia, che lo vedrà impegnato nella semifinale di ritorno con il Priolo. La festa del popolo agregandino è poi continuata in città di ritorno da Petralia Soprana, ma già si inizia a parlare di futuro e questo praticamente ci anticipa che sarà un'estate densa di grandi novità. E intanto a Cammarata c'è stata una finale thrilling con il locale Camarat che riesce ad aggiudicarsi il ritorno playoff con il Trebisaccia a conclusione di una gara sofferta. Il risultato finale è stato di 3-1 per i ragazzi di Fabrizio Cammarata che hanno costretto le due squadre a disputare i tempi supplementari e i calci di rigore, in quanto il risultato ristagnava in perfetta parità. Le reti del Camarat portano la firma di Piers, Pisciotto e Mirabelli e l'andata che era terminata 2-0 per il Trebisacce. L'ultimo penalty sbagliato dalla compagine calabra ha consentito al Camarat di transitare al turno successivo che lo vedrà impegnato contro i cugini dell'Avola. Adesso, messa in saccoccia la promozione in eccellenza, l'Agregas è anche il tempo di tirare il fiato che proprio questo mercoledì 3 giugno dovrà scendere in campo per confrontarsi nella semifinale di Coppa Italia di promozione Memorial Orazio Sino contro il Priolo Gargallo. Questa gara, di cui è in palio la finalissima, si giocherà sul campo comunale Ivan Tuccitto di Cassibile con il fischio d'inizio a partire dalle ore 16:30. Nella gara di andata giocata al Totorusso, l'Agregas si impose con il risultato di 2-1. Altra semifinale in programma vedrà di fronte Santa Venerina ed Atletico Partinico. Delle 4 semifinaliste, ben 3 hanno già ottenuto la promozione in eccellenza, per cui ci sono ottime chance per l'Atletico Partinico, anche con un ripescaggio, di approdare nella categoria superiore. Ed ora la terna arbitrale di Priolo Gargallo Virtus Agregas. L'arbitro sarà Andrea Citrano di Palermo, con assistenti Giuseppe Marino e Alessandro Cottone, anch'essi della sezione AIA di Palermo. Alla gara comunque non potranno prendere parte i tifosi residenti in provincia di Agrigento a causa degli incidenti della gara di andata che ha portato l'emissione di 4 DASPO per i tifosi biancazzurri. Vediamo adesso le varie interviste ai protagonisti dell'Agregas dopo la vittoria conseguita che segna la promozione in eccellenza della squadra. Questa è la dimostrazione che il calcio è stata una grande battaglia contro un avversario che meritava tutto il rispetto possibile e immaginabile. Erano una squadra forte, l'hanno dimostrato in campo. Io credo che noi, per il percorso che abbiamo fatto, è stata una vittoria più che meritata, perché la verità è che abbiamo sofferto tanto, perché allenare e giocare con la maglia dell'Agregas non è una cosa semplice. Qualche volta ci è riuscito bene, qualche altra volta ci è riuscito magari meno bene, però alla fine la cosa che conta è che l'Agregas è ritornata almeno in un punto di partenza che è l'eccellenza. Poi quello che viene si vedrà. Però ci tengo a dire, è giusto che stasera festeggiamo, ma io già sono proiettato a mercoledì perché è una competizione che vogliamo andare avanti. Con due amici che si stimano, che si sono incontrati in questa finale, con un Valdelce che ha venduto cara la pelle. Sì, ma come è giusto che sia, una finale sapevamo le difficoltà che potevamo avere oggi, perché oltre a affrontare una grande squadra allenata da un grande allenatore che merita categorie superiori, penso che abbiamo affrontato anche un pubblico di una categoria diversa, ovviamente, alla promozione. Dunque il risultato è meritato, l'Agregas ha meritato di vincere, perché chi vince ha sempre ragione. Noi, queste ho detto poco fa, sono partite dove tu non crei 10 palle gol, ne crei 3-4 ed chi è più bravo le sfrutta. L'Agregas oggi è stato più bravo di noi e noi facciamo i complimenti a questa grande società e a questo grande mister che è un amico. Mi ritrovo dopo 6-7 anni a parti inverse oggi e ti faccio un grande augurio, un grosso in bocca al lupo anche per la Coppa. Grazie.
Grazie mister. Grazie a voi. Si riparte dalle basi di quest'Acragas, che cosa bisogna fare adesso? Festeggiare? Ora si deve festeggiare, poi pensare alla partita. dobbiamo pensare a mercoledì che abbiamo un'altra battaglia, che è una competizione a cui ci teniamo. È chiaro che giocheranno quelli che magari oggi hanno riposato, che daranno un grosso contributo, perché vogliamo centrare questa finale e perché penso che questo se lo merita la società, se lo meritano i ragazzi, ce lo meritiamo tutti. Va detto mister che l'Acragas conquista questa eccellenza, conclude questa stagione, questo campionato, avendo soltanto sfiorato l'Esseneto. Praticamente il pubblico dell'Esseneto non l'abbiamo quasi mai visto. Quella è la nostra casa, oggi sono stati eccezionali, oggi sono stati incredibili, un tifo di altri tempi, un tifo di altre categorie, per cui gli dico grazie di cuore. I ringraziamenti però, quelli finali, aspetto per farli, perché per me la stagione non è finita. L'aveva detto tante volte, deve arrivare in qualche modo questa promozione, alla fine è arrivata dalla porta dei playoff, in questa finale contro il Valderice, è arrivata finalmente, ma dopo tanta fatica, è una stagione lunghissima. È una stagione lunghissima, però missione compiuta. Mi permetto di dire che abbiamo rimesso il mondo in ordine, perché questo era l'obiettivo della nostra stagione. Sapevamo che potevamo arrivare tramite promozione diretta, tramite playoff, tramite Coppa Italia. È stata lunga, è stata sofferta, non abbiamo mollato di un centimetro. Sono contento per la società, per i ragazzi, per i tifosi, quindi va bene così, obiettivo centrato. Perché abbiamo rimesso le cose in ordine, diceva, adesso si riparte da questa promozione per costruire l'eccellenza. Ma innanzitutto godiamoci il successo, perché è meritato, perché lo hanno voluto fortemente i ragazzi, per esempio anche un malato di mente come Casucci, per esempio, no? Quando anche abbiamo soggetti di questo tipo capisci bene che l'impresa diventa ancora più ardua, però scherzi a parte, godiamoci il successo e dopo la Coppa Italia, perché ancora ricordiamo che abbiamo un impegno importante che vogliamo onorare fino in fondo, dopo il 7 di giugno programmiamo il futuro. Ci sono le basi per fare bene già a partire da adesso? Ma sicuramente sì, perché comunque questo è un gruppo che esprime anche delle individualità utili per il prossimo campionato, però insomma, c'è tanto da costruire, Sì, assolutamente sì, se lo merita Agrigento, se lo meritano i suoi tifosi, lo meritano lo staff, i ragazzi, la società che ci ha creduto tanto, veramente è la festa nostra, è la festa della città. Questa squadra meritava questo risultato, ha fatto un campionato di altissimo livello, siamo stati un po' sfortunati, però l'abbiamo portata a casa, una grande vittoria, grande festa, siamo orgogliosi, soddisfatti di tutto quello che questi ragazzi hanno dato in campo e il risultato alla fine ha dato merito ai nostri sforzi, ai nostri sacrifici e al nostro coraggio. Grandi. E appunto gli sforzi sono stati tanti, compresa anche questa finestra dei playoff che si allungava sempre di più, erano retrocesse più squadre rispetto al previsto dalla Serie D, quindi di conseguenza meno slot libere, quindi si è complicato un po' il cammino, però alla fine è arrivata e quindi si gettano le basi per il futuro. Da qui si riparte per rilanciare l'immagine di Agrigento e dell'Acragas. Assolutamente sì, era importantissima questa vittoria, era importantissimo appunto l'accesso in eccellenza per la squadra, per il gruppo, per la presidenza, per il presidente che ha fatto enormi sforzi, con la speranza che questa vittoria possa aprire nel futuro anche a nuove compagini, a nuove situazioni che vedono l'Acragas, il nostro progetto, un progetto serio, affidabile e concreto. Quindi siamo veramente felicissimi e soddisfatti di tutto. Oggi ha vinto Agrigento, ha vinto l'Acragas, ha vinto la società biancazzurra che ha creduto dal 4 agosto in questo progetto, ci ha portati qui oggi al 31 maggio a Petralia a realizzare quello che fino a un anno fa era impensabile, perché ricordo, se qualcuno l'ha dimenticato, che fino al 31 luglio l'anno scorso non esisteva nulla. Quindi io questa vittoria me la godo tutta, voi sapete io non parlo mai durante l'anno, però oggi mi sento veramente di dover dire tante cose a iniziare soprattutto da una società umile, una società per bene, fatta veramente da un presidente che ha 1000 risorse, molto pacato nei commenti, un presidente che non ci ha fatto mancare mai nulla dal primo all'ultimo momento, e questa
è una cosa bellissima perché si lavora in sintonia e si lavora in armonia. Seconda cosa, me la voglio godere con il gruppo, un grandissimo gruppo fatto di ragazzi bravi, a cominciare dall'allenatore, tutto lo staff, inutile facciamo i nomi perché non veniamo mai. E poi ce la godiamo tutta con questo pubblico che oggi finalmente Agrigento, dopo 7 finali persi, se qualcuno lo dimentica erano 7 le finali che l'Agres aveva perso, gioisce davanti a una tribuna tutta bianca-azzurra. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare inoltre sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.